Cominciamo questa volta con Caterina Valente, una vecchia canzone che fa sempre molto Natale, e accanto a me c'è Leo Ferrucci. Salve a tutti, ciao, ciao Allora, a te e a tutti quanti che ci seguono da casa. Domanda semplice, a bruciapelo per cominciare. Tu Sì. sei dolce o amaro? Ma più dolce che amaro, però a volte l'amarezza pure fa bene. Ecco, quando sei dolce, che faccia fai? Che faccia dolce. Allora, un tuo grande successo si chiama Due baci perugina, Sì. che è una canzone molto famosa. Allora, io ti voglio citare, tu in questa canzone parli dei bigliettini. In realtà Sì. che cosa sono i bigliettini? Sono le frasi d'amore Le frasi che d'amore sono che escono, diciamo, dai baci. Allora, due frasi te le voglio scrivere io. Dimmi Sì. quale preferisci. Vorresti trovare in un bacio questa frase "non mi vuoi, ma io non mi arrendo", oppure questa frase "ti amo troppo, ma ti devo lasciare"? La prima, Cioè, non mi vuoi... ma io insisto, insomma. Ecco, ma io insisto. Perfetto. Allora, adesso la disponibilità, la grande disponibilità di molta gente per fare la televisione, no? E per ottenere successo. Ti faccio sentire, ti faccio ascoltare cosa dice Lele Mora a proposito di questa grande disponibilità di molti giovani. Ascolta. C'è gente che pur di voler arrivare in questo mondo è disposta a tutto. Non dipende dalla mia agenzia, tanta gente te lo fa capire e te lo dice, sono disposta a tutto. Quanta gente c'è che vuol fare, non è un programma, tu il Grande Fratello. Tantissimo. E allora questo è la televisione che ha distrutto la psiche di alcune persone. Non solo negli agenti, non solo nei conduttori, non è la Rubi, non è la Daddario, non è, hai capito? È il mondo che funziona così oggi. Parla della disponibilità, ma dà anche una bella, no, sentenza finale. Certo, allora, cerchiamo... Dimmi, volevi dire questo, qualcosa? cioè, io, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, diciamo, io non ho mai accettato né compromessi né... No. Tutto, cioè, a me quello che viene, che ben venga, se è destinato che viene, cioè, senza accettare nessuno. Quindi tu ad un festino con Lele Mora non ci andresti? Insomma, a massaggiare i piedi di Lele Mora? No, a massaggiare no. Al limite posso dire, ma no per massaggiami le due. Ecco, bene, perfetto. Senti, ma parliamo di... Ma no per sempre... No. Però a livello una cena penso che non c'è nessun Allora, problema, anche per conoscere la persona, perché poi insomma uno ha la curiosità, insomma, di vedere un pochettino il modo di pensare, però Lele, una cena a livello con di te scendere proprio no. Si può fare. Senti, abbiamo parlato del Grande Ma su Fratello, qualsiasi no? promessa, ma niente. Allora, abbiamo parlato del Grande Fratello, Sì. voliamo di immaginazione. Sì. Sei tu il Grande Fratello, Sì. sei tu a fare i casting, cioè sei tu a scegliere le persone da mettere nella casa. Ora, in questa casa faresti entrare solamente strafighe disposte a fare sesso a copione, oppure ragazzi normali, senza lavoro, studentesse fuori corso, casalinghe ancora in forma, che hanno molto da dare e anche da dire? Io farei entrare persone comuni, insomma, persone, insomma, per vedere veramente, diciamo, il messaggio che riescono a mandare alla gente con cioè il modo di vivere normale, perché comunque è chiaro, il primo Grande Fratello è stato, diciamo, la novità e tutto il resto, però nel seguire, insomma, andare avanti con le altre edizioni... Sono diventati più finti. No, è perché comunque hanno capito il meccanismo. Perché là, chiaramente, se uno va a Grande Fratello e si mette là un posto, cioè essere giudicato dalle persone, insomma, per quello che si è, non va bene, perché altrimenti se non va nel letto, cioè se non crea qualche... Stavi dicendo se non va nel letto? Di qualcuno. Beh, nel letto è importante, insomma. Quindi tu queste strafighe... Ma non c'è bisogno di farlo in televisione. Quindi tu le strafighe le lasceresti a casa o a casa tua? Ma no, io le lascerei dove stanno. Dove stanno? Ma come sei controllato? Ma veramente? Senti, qual è la tua regola di vita? La mia regola di vita è normalissima. Insomma, io... Se vuoi, ti posso raccontare come passo la giornata. No, ti prego, non tutta la Bibbia. No, come passo la giornata. No, insomma, tutta la giornata no. Volevo sapere se c'è... Più o meno. No, se c'è una regola precisa, una cosa... Cioè, mattina non molto tardi, non molto presto, mi sveglio, poi ho lo studio di registrazione che faccio i dischi, oltre a cantare, giù a casa mia. Quindi una regola che si ripete. Più o meno la tua regola è la quotidianità. Al bar un caffè, poi vado a casa, mangio qualcosina, appuntamento con i miei amici. Quindi possiamo dire che la tua regola di vita è un bel caffè, questo è... No, non proprio. Come più lavoro che caffè. Più lavoro che caffè. Senti, sto per farti una domanda strana, perché ho un po' indagato. Non c'è problema, anzi a me piace. No, se vuoi picchiami anche, mi puoi anche picchiare dopo questa domanda. No, allora, tu sei sposato con una donna, bene, e hai delle figlie, donne, tutte che figlie. sono
3. Ora, succede che 2 di queste 3 figlie sono rosse come tua moglie. Sì. Ora, ma ti sei mai chiesto, ma sono sicuro di essere io il padre? Sicurissimo, Non ci sono dubbi? senza dubbio. Senza Perché dubbio, se bene. hanno i capelli della mamma, qualche altra cosa hanno del papà, quindi Ecco, perfetto. E che hanno del papà? cose insomma mie personali. Allora, allora, parliamo di invasioni pettegole. Sì. Ti faccio ascoltare Maurizio Costanzo, sentirai la voce di Maurizio Sì. Costanzo, che in una sua trasmissione, così all'improvviso, all'intrasatta, dice a Massimo Giletti: Massimo, cerchiamo di risolvere questo problema, tu sei gay o non sei gay? Ascolta Massimo Giletti che cosa risponde. Leviamoci da torno sta cosa, perché non è possibile. No, ma bisognerebbe, cioè, a parte che se uno dice no, poi tanto l'altro sta lì, ma dice no perché... No. Ma tu di no, intanto, perché Vabbè, dire no, io ci credo... Ma secondo me anche rispondere dicendo no, alla fine lascia così, perché il problema è chi dice queste cose, io chi le detesto racconta, cioè il gossip chi fa non è gossip del questo, privato poi, di questo tipo. Ma Come tu quelli senti- che dicono quello porta male, che sono cose Ma tu insopportabili. senti delle storie pazzesche che riguardano me, riguardano altri personaggi del mondo della televisione, secondo me poi A c'è... me mi hanno detto quasi tutto, una volta però dissero che erano amanti di Fiorello, pensa. Non ti chiedo se sei omosessuale, non lo voglio sapere, anche perché sono convinto che tu non lo sia, no? Sei fortemente macho, quindi... Ok, perfetto, però vado oltre, no? Modestamente. Ma non ho dubbi, stai tranquillo. Vado oltre l'omosessualità e ti chiedo, ma se tu fossi donna, ok? Vorresti essere Belen Rodriguez o Alessandra Mussolini? Diciamo come esteticamente come Belen, Ecco, però... per la testa... Cioè tu quello vorresti che- una fusione tra Belen Rodriguez e Un po' di quello, un po' Alessandra... di quello. Un mostro, cioè un mostro. No, perché mentalmente... Ecco, cioè, ma vorresti la parte alta o la parte bassa di Belen Rodriguez? Quella di mezzo. Quella di mezzo, bene. Allora, diventiamo porno, scusate, telespettatori. No, perché, scusa? Senti, come Posso si... essere pure l'ombelico, mi piace, di Belen, perché sta al centro, scusa. Ecco, sì, la Mica- prima cosa che guardi tu l'ombelico in una donna? È molto interessante. Ecco, bene. Allora, come si conquista una donna? Dicendo o facendo? Ma secondo me io, anche nel mio piccolo, quando sono riuscito a conquistare una donna, né dicendo e né facendo. e come hai fatto? Guardando. No, e allora, scusami, tra poco arrivano le faccette di Barbara D'Urso. Facciamo un'anteprima. Come si guarda una donna, ti prego, nella telecamera, come si guarda una donna per corteggiarla? Cioè, questo fatto così vuol dire vieni con me, vieni a letto bancone? No. Allora, a me, detto dalle donne, Sì. mo belle, brutte, Ok. cioè comunque dalle donne, mi hanno detto che gli occhi miei sono belli, ma non per il colore, Certo. per l'espressione, sono molto espressivi e Ecco. quindi riescono a captare quello senza parole. Io posso parlare senza parole, con loro, per quella là No, che mi perché hanno detto funziona- questo. No, perché funziona sempre di più quello che non Con si te sto dice. parlando ugualmente, cosa ti sto dicendo? Ma guarda, Sei bravissimo. Sì, no, sono eccitatissimo. Bene, allora, senti, a proposito delle faccine di Barbara D'Urso, oggi la televisione non si può fare se tu non sai fare le faccine, no? Se ad ogni situazione tu non hai la faccina pronta. Allora io adesso ti propongo 3 situazioni. Per ogni situazione tu mi fai la faccia. Pronto? Pronto. Perfetto. Allora, ti chiama la Jess Line, che faccia fai? Ecco, questa, guarda, questa è perfetta. Allora, tua figlia si fidanza con un tuo collega, che faccia fai? Cioè, della serie, ma che Può stai? essere, Ma può essere, ecco, l'ultima. Scopri che i ladri sono entrati nel tuo studio di registrazione, che faccia fai? Questo la devo fare originale perché è successo. Fallo originale. Quindi, Senti, si sono presi tutto? niente, fortunatamente. Ah, niente. No, fortunatamente. Sono entrati perché comunque cercavano, perché lo posso raccontare, Sì. insomma. Comunque sono entrati in casa, però hanno rubato le macchine. Sono le macchine, però nello studio di registrazione, poiché c'avevo il pezzo delle telecamere Sì, che registra, sì. hanno preso solo quello. Ecco, per i ladri all'ascolto voglio farvi capire che lui ha un Quindi se pezzo. qualcuno è entrato Che nel studio pezzo? di C'ha un registrazione. pezzo nello studio che non ti permette di muovere niente. Ma adesso non c'è più, dobbiamo cambiare posto. Ah, ecco, allora siamo in chiusura. Quelli bravi, quelli colti, quelli intelligenti si fanno sempre 3 domande importanti. Chi sono, dove sono e voglio davvero quello che ho? Allora te le faccio anche a te. Cominciamo dalla prima. Chi sono? Io. Beh, sì. Chi sono? Io sono un ragazzo semplice, normale, molto disponibile, umile,
dico quello che penso, che poi a volte pure non viene apprezzato, magari può essere pure sbagliato dire quello che penso, però io sono un ragazzo che dico poche bugie, poche, perché comunque la bugia la devi ricordare, la verità è sempre quella. Quindi Poi, dove sei? Dove sei? io sto vivendo un bel sogno, quello là di essere nel cuore delle persone, Ah? di essere presente nel cuore delle persone, Sì. e spero di rimanerci il più lungo possibile. Questo io sono in un sogno proprio bello, bello, bello. Vuoi davvero quello che fai? Lo vuoi davvero? Io, tutti quanti noi, quello che vogliamo, cioè quello che facciamo lo vogliamo, altrimenti se non si vuole non si fa. Però io lo faccio perché lo voglio e lo faccio perché mi piace. Perfetto, in chiusura hai qualcosa da ricordare? Dischi in uscita? Allora, niente, io sto promozionando in questo periodo il disco che è uscito pochi mesi fa, da uomo a uomo si chiama il disco. Da uomo a uomo? Da uomo, giustamente ti domandi perché. No, mi ricorda una vecchia canzone di Renato Zero che si chiama proprio così, Da uomo a uomo. Non lo so. È una canzone bellissima. Perché l'hai chiamato Da uomo a uomo? Perché comunque ognuno di noi alla mattina quando si guarda allo specchio si fa un mia colpa, oppure per dire questo lo devo fare e quello no. Io un faccia a faccia tra Leo Ferrucci cantante e Palumbo Raffaele all'anagrafe, quindi un faccia a faccia, da uomo a uomo. Da uomo a uomo. Abbiamo parlato di musica e per la musica la radio è fondamentale. Volevo ricordarvi Radio Campane 1, dove suona la più buona musica napoletana, Certo. in assoluto e di tutti i tempi. Ti ringrazio, Grazie ti a voglio te. bene. Cari, quando contate sulla mia disponibilità. io sto qua veramente tutta A la te. giornata quando vuoi. Ok. Allora, cari telespettatori, non finisce, continua